Il centrostile Alfa Romeo è nato nel secondo dopoguerra, nel 1957, perché era possibile allestire diversi modelli sullo stesso gruppo di meccanica. Il compito dello stilista era quello di occuparsi dell'aspetto formale, sia esterno che interno, di una vettura. Sono entrato in azienda nel 1951, periodo d'oro per l'Alfa Romeo, che aveva appena vinto il primo campionato del mondo di Formula 1 con la Gran Premio 158 guidata da Nino Farina. Avevo 14 anni, ero operaio all'assemblaggio lamiere. Di sera studiavo all'Istituto Tecnico Feltrinelli. Inoltre collaboravo come vignettista all'allora più importante settimanale italiano, Epoca. A questa mia capacità di disegnare venne dato risalto sul giornale aziendale L'Alfista. Fu così che i responsabili mi contattarono e mi presero, prima in prova, poi in via definitiva nell'allora nascente ufficio stile. All'inizio eravamo in 6, il professor Scarnati con 2 aiuti, uno dei quali ero io, un modellista che veniva da Brera, 2 operai e tutti facevamo di tutto con grande passione. Si partiva con un figurino in scalone 10, 4 viste, poi un modellino in plastilina, dal quale si ricavava un tracciato al vero. Dal tracciato si ricavavano delle sagome che servivano in officina per costruire il modello al gesso in vero. Le attrezzature erano molto più semplici di quelle che ci sono oggi. Lavoravamo con squadre etruschini su un piano in ghisa che non era proprio in piano. Malgrado ciò riuscivamo lo stesso a fare delle vetture che poi hanno avuto successo. Il lavoro era ricco di sfide e di dialettica continua. Le sfide coi carrozzieri, Pininfarina, Bertone e Giugiaro, che per ogni modello presentavano la loro proposta in concorrenza con la nostra del centrostile. La dialettica invece era con i progettisti dei motori. Loro facevano dei motori verticali e noi li volevamo orizzontali, tipo Sogliola, che ci permetteva di fare dei cofani molto bassi. Di progetti in 30 anni ne ho seguiti molti, ma quello a cui sono più affezionato è forse quello della Giulia berlina a coda tronca del 62. All'inizio la direzione, quando vide il modello, un po' si spaventò per la forma del posteriore troppo innovativa e molto secca, mai visto prima. E questo nonostante le prove di aerodinamica che all'epoca facevamo su strada con filetti di lana sulle vetture ci dessero ragione. Alla fine il progetto si fece e si disse che l'aveva disegnata il vento. La Giulia berlina del 62 ha avuto grande successo e la sua coda così caratteristica rivive tuttora come ispirazione nelle Alfa Romeo di oggi.